piacere ascoltarvi, è un piacere ascoltare il senatore Paolo Giaretta, a cui va un grande applauso e una grande gratitudine per aver guidato il Partito Democratico fin qui. Allora, caro Dario, cara Deborah e caro Andrea, siamo qui, ci siamo. È come se ci siamo in questo partito. Ci siamo voluti essere. Vi racconto un piccolo episodio. All'inizio, uno sperimentato dirigente del Partito Democratico veneto, sperimentato vuol dire anzianotto come me, mi ha detto: ma Paolo, ma chi te lo fa fare? Ma non ci sarà quasi nessuno con Franceschini nel Veneto. Sarete 4 gatti. Eccoli qua i 4 gatti. Ci siamo e potremo vincere la partita nel Veneto. C'è un altro Veneto e a quello noi dobbiamo affidarci. Qui ci sarà qualche testimonianza di un Veneto diverso che ha tanta dignità, coraggio e orgoglio di vincere questa nuova sfida. Io una volta ho detto: riprendiamoci il Leone di San Marco. Il Leone di San Marco è stato il simbolo di una grande comunità multietnica che ha giocato tutto sull'innovazione. Questo è il nostro DNA, altro che Veneto delle paure e degli egoismi. Ci sono imprenditori che sanno che pagare le tasse vuol dire avere dei buoni beni pubblici, strade, scuole, formazione, innovazione, e che se mancano questi beni pubblici anche la loro impresa non può competere. Ci sono degli immigrati che qui sono diventati cittadini veneti e noi di questi cittadini veneti non solo abbiamo bisogno, ma siamo orgogliosi. Ci sono i nostri sindaci che sono amministratori e imprenditori del bene comune. Bene, questo è il Veneto che vogliamo rappresentare ed è il discorso che Andrea Causin sta facendo, ha fatto in queste settimane e che farà in quest'ultimo mese sulle primarie. Per questo siamo al fianco di Andrea e permettetemi di dire che naturalmente io in modo particolare avverto questa grande occasione. Se lavoreremo bene, lui sarà il nuovo segretario regionale del Veneto. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare veramente. L'onorevole Daniela Sbrollini, candidata alla vice segreteria del Partito Democratico del Veneto. Ciao a tutti, io non ho scritto nulla perché volevo vivere con voi, respirare con voi l'emozione di questa giornata. E adesso sono contenta, felice di essere qui perché qui ci sono i miei valori, qui ci sono le mie idee, qui ci sono le persone che ho avuto la fortuna anche di conoscere in questi anni, in queste settimane e in questi giorni. E sono soprattutto felice di essere qui ad affiancare il mio amico Andrea Causin in questa bellissima esperienza per la segreteria regionale. Io anch'io avevo scritto qualcosa ma poi ho abbandonato il testo perché sono un po' confusa. Allora volevo oggi fare con voi una chiacchierata brevissima perché non voglio togliere del tempo prezioso a chi verrà dopo di me. Io oggi sono solo ospite. Andrea mi ha invitato qui per parlare di valori e di responsabilità. Io sono un po' confusa perché mi sono chiesta, va bene, quali sono i valori? E ho pensato ai valori dell'esempio, quello che ci viene dato adesso, no? Io ieri ero in una piazza ed era una piazza di circa 300.000 farabutti. Allora ho pensato, accidenti, qual è l'esempio? Perché se quelli sono farabutti. Poi la sera mi sono imbattuta in un distinto signore con pochi capelli che al TG1 diceva che in fondo quelli nella migliore delle ipotesi erano dei perditempo, perché la libertà di informazione in questo paese c'è. E allora
E allora mi sono detta, qual è l'esempio? L'esempio che io devo ricordare, quello dei farabutti di quella piazza che gridava per i propri diritti violati, per la libertà di informazione, per la libertà di stampa, dove c'erano farabutti come Roberto Saviano, come il presidente dell'FNSI, della Federazione Nazionale per la Stampa. Chi era? Andrea Causin, candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico del Veneto. Oggi da questo luogo, che simbolicamente è crocevia delle genti e delle merci, non da pochi anni, da moltissimi secoli, noi abbiamo la campagna delle primarie. Ciascuno di noi ha vissuto una fase faticosa in questi giorni, questo mese. Molti di noi hanno presentato la mozione più e più volte nei circoli e io penso che gli iscritti del Veneto abbiano premiato la nostra dedizione e la nostra serietà. La destra in Veneto ha fatto tutto, ha fatto veramente tutto fuorché dare delle risposte. Ha aumentato le paure, l'intolleranza, ha gestito i grandi affari, a volte anche non in maniera troppo trasparente. E a volte anche all'interno del nostro partito forse non abbiamo alzato a sufficienza la voce su questo. Io voglio raccontarvi del futuro con un episodio che è piaciuto anche molto a Dario e che mi ha chiesto di poter riportare pubblicamente, che riguarda anche questo, la storia della mia famiglia. Ho portato all'asilo mio figlio, che ha 5 anni, che si chiama Giovanni, di cui ha parlato anche Carmel prima, e lui ha un compagno di classe che si chiama Stephen, che è un ivoriano e ha il colore della pelle più o meno come quello di Carmel. Quindi, insomma, si nota la differenza. Poi mio figlio è biondo e bianco. Giovanni mi parla sempre di lui, così io gli ho chiesto, mostrami chi è Stephen. Sapete cosa mi ha risposto? Stephen è quel bambino con la maglietta azzurra. Non mi ha detto quel bambino nero, mi ha detto è quel bambino con la maglietta azzurra. Segretario nazionale del Partito Democratico, Dario Franceschini. Grazie davvero. Per recuperare un progetto ambizioso di cambiamento del Paese, prima di tutto dobbiamo essere credibili. Lo diceva Andrea. Per cambiare il Paese dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo essere coerenti tra le cose che diciamo e i nostri comportamenti personali. Dobbiamo essere coerenti nel coraggio di cambiare le cose. Dobbiamo dire dei sì e dei no. Smetterla di parlare politichese. Smetterla quando vediamo un problema di girarci attorno e non dare la risposta. Dire dei sì e dei no. È quello che io proverò a fare in queste settimane. E quando mi verranno fatte le domande non ricorrerò alla capacità di rispondere senza rispondere. Sceglieteci liberi, non sceglieteci in base a un'indicazione, non sceglieteci in base al consiglio che vi dà qualcuno che conta, non sceglieteci in base alle provenienze, sceglieteci liberi e qualsiasi scelta farete, il 26 di ottobre sarà un grande giorno per il Partito Democratico.